Eccoci qui allora con un'altra puntata delle pillole di Radio Veneto Agricoltura. Vedete inquadrata parte, non tutta, della famiglia Ravazzolo. Giuliano Ravazzolo è stato presidente regionale e provinciale degli agriturismi della Coldiretti ed è un agricoltore ed è in questo ovviamente è un agriturismo qui a Padova. Si chiama La Scacchiera e in questo momento è fermo come tutti gli agriturismi, vero Giuliano? Sì, purtroppo anche noi siamo in linea con le linee politiche. Ecco, allora cosa vuol dire per il settore agricolo, ma soprattutto per il settore agrituristico, questo coronavirus, questa emergenza? Sicuramente non siamo uguali ai ristoranti e agli alberghi, perché noi abbiamo l'azienda agricola che continua a produrre, però l'azienda agricola che produce per rifornire il magazzino, le dispense dell'agriturismo. Tutt'oggi abbiamo l'agriturismo chiuso, perciò il nostro prodotto non viene venduto, è lì fermo. Allora abbiamo l'attività agricola che lavora, produce, però il reddito che verrebbe dato dall'agriturismo è fermo. Quindi dei danni notevoli anche per voi. Per capire quali sono le attività agricole che voi avete in funzione dell'agriturismo? Abbiamo gli allevamenti, il bestiame, il vigneto per il vino, l'orto per gli ortaggi. Nel senso, abbiamo un'attività completa che serve per la ristorazione. Ecco, quindi i danni, voglio dire, sono tali per cui vi può mettere in crisi forte l'azienda oppure, voglio dire, è un momento difficile ma verrà superato? Come tutte le cose, se è breve, il momento può essere superato. Un problema potrebbe diventare se questo va per le lunghe. Ecco, breve cosa vuol dire? O lunghe cosa vuol dire? Breve vuol dire che anche se tutto il meccanismo si ferma per un mese, esageriamo 2 mesi, se poi noi questo lo paragoniamo e lo riportiamo alla salute, dici va bene, faccio un sacrificio, ma se è per un nostro bene, va bene. Le spese anche all'interno di un'azienda agrituristica continuano a esserci. Teniamo sempre presente che l'agriturismo, agricoltura-agriturismo, questo binomio era creato da anche un numero di persone all'interno dell'azienda e che tutte quante riuscivano ad avere un reddito proprio grazie al binomio azienda agricola e agriturismo. Se togliamo l'agriturismo, il reddito diminuisce e viene un po' a mancare per tutti. È una cosa difficile un po' da spiegare così in 2 parole. No, ma sei stato molto chiaro Giuliano e devo dire anche il fatto che con te... Dicevo che sei stato molto chiaro, ma anche vedere dietro di te appunto una parte della famiglia, la parte femminile della tua famiglia è molto significativo perché appunto l'azienda agricola e l'agriturismo è un tutt'uno, devono dare tra virgolette da mangiare, reddito a almeno, mi pare che siete in 9 se non ricordo male, ecco, quindi siete in 9, quindi voglio dire è una realtà molto importante. Presento io, lo faccio io velocemente, le persone che sono intorno a te, a cominciare da tua mamma Ancilla, poi tua cognata Lorenza, poi la tua nuora Elisa, che vediamo vestita da chef, e tua moglie Micaela. Tra parentesi, so che ci volete fare un regalo, allora grazie per il regalo che ci volete fare, vogliamo vedere che cosa avete. Giustamente, come tutte le famiglie che restano a casa, anche noi ci incimentiamo con farina e uova. Allora, Elisa è per i biscotti, tieni, fagli vedere. Ottimi, mostrali un po', ecco, abbassali leggermente così li vediamo.
Sì, perfetto, grazie. Poi La mamma è per le tagliatelle, le tagliatelle della nonna sono le migliori. se le può alzare solo velocemente così le vediamo, se le può alzare un po'. Alzi perché ecco. Eccola, benissimo, grazie, bellissime. Poi? La Lorenza è famosa per i dolci. Sì, infatti. Complimenti. Questa cos'è? Una... Pan di Spagna. È un pan di Spagna preparato per essere farcito, sai, noi Certo, siamo un po' viziosi. certo, complimenti. E invece con il pane. Il pane. Tutto il mondo siamo a casa, farina, pane, uova, dolci alla grande. Allora, so che voi siete una bella famiglia anche molto gioiosa. Oggi Giuliano era molto serio perché c'è anche poco da ridere, però devo dire comunque anche in tutto questo dobbiamo trovare un lato positivo. Allora, complimenti, grazie a te, a tutta la... Prego? Ringraziamo dell'opportunità di avere detto la nostra e noi faremo al momento gli agricoltori a tutto campo. Grazie Giuliano Lavazzolo, alla famiglia Lavazzolo, alla scacchiera, e la pillola di Radio Veneto di Cultura termina qui.